Da oggi, 8 agosto e per un mese di programmazione, Delta Radio trasmetterà in diretta da Viale dei Pini a Rosolina Mare, trasformando la località balneare in un vero punto di riferimento per musica, divertimento e informazione. Ogni giorno, dal lunedì alla domenica, il Box Live accompagnerà residenti e turisti con tanta musica, interviste esclusive e momenti di intrattenimento direttamente dalla spiaggia. Tra i protagonisti di questa lunga estate radiofonica ci saranno Paolo De Grandis e Fiammetta Benetton, pronti a coinvolgere il pubblico con energia e simpatia. Main sponsor Ecoambiente, che da Rosolina rilancia la campagna ecologica No agli abbandoni. Ecoambiente è media partner di questo box favoloso di Delta Radio per la stagione estiva. Perché avete scelto questo sistema anche per far conoscere i vari servizi che fate voi? Come è già stato detto, la conoscenza rende liberi. Noi siamo convinti che i cittadini sono già stati sufficientemente informati dai singoli sindaci, però è il caso di rinnovare, di ricordare l'importanza di una raccolta differenziata e soprattutto la necessità di riporre nel modo corretto, di conferire quindi le immondizie nei giusti raccoglitori. Grazie al gruppo Delta Radio e la Voce di Rovigo che ci supporta in questa campagna di sensibilizzazione. Ecoambiente non è solamente l'azienda che raccoglie il rifiuto, ma è quell'azienda che deve fare anche sensibilizzazione e comunicazione, quindi le spiagge per noi sono importanti, le zone balneari sono molto importanti perché vogliamo sensibilizzare le persone che anche quando magari sono in relax e sono in vacanza possano trovare una formazione sulle spiagge, anche i bambini, una formazione sulle spiagge per quanto riguarda la differenziata, e stiamo puntando molto contro gli abbandoni dei rifiuti, che è una piaga che vediamo che sta sempre di più incalzando il nostro territorio. Ecco, 2025 è stato un anno particolarmente virtuoso per Ecoambiente, siete stati citati tra i gruppi più importanti per quanto riguarda la differenziata e altro. 2026 si continuerà con questo trend e qua invece un plauso va a tutti i collaboratori di Ecoambiente, da chi raccoglie alla direzione, agli uffici, perché Ecoambiente è una grande squadra e punteremo molto sul perfezionare i servizi, perché ricordiamoci ad esempio che questa metodologia è partita nel 2024 a Rosolina Mare e anno per anno va perfezionata e va ottimizzata. Sindaco Grossato, anche lei davanti al box di Delta Radio. Delta Radio perché? Delta Radio perché è la nostra voce, la voce del Delta del Po, la voce della provincia di Rovigo, e perciò nel palinsesto estivo credo è un po' la ciliegina nella torta per intrattenere, informare i nostri turisti e tutti i nostri concittadini che ogni giorno sintonizzano sulle frequenze di Delta Radio. Un box che porterà sicuramente grande visibilità alla nostra località, perché ovviamente come radio è molto ascoltata Delta Radio, ma allo stesso modo ci sarà la possibilità di avere delle belle interviste, dei belli interventi, e comunque Rosolina Mare, Viale dei Pini, sempre illuminata, sempre viva, e dà vitalità anche alle nostre attività che insomma ne beneficeranno sicuramente. Cosa rappresenterà per te questo box? L'espressione della radio al di fuori dei nostri studi, quindi alla fine facciamo vedere chi siamo, diamo una profondità, una tridimensione alla nostra immagine, quindi alla nostra voce, e anche la possibilità di essere più vicino possibile agli ascoltatori, di rispondere alle loro domande e di vederli, quindi ad avere un rapporto diretto. In più siamo in vacanze, siamo al mare, siamo a 600 metri, 500 metri dalla spiaggia, quindi meglio di così. Tu l'hai definito White House, la Casa Bianca di Rosolina Mare, che ospiterà anche Eccellenti, la rubrica che conduco tutti quanti i giovedì dalle 19 alle 21, si sposta quindi dal centro di Rovigo al centro di Rosolina Mare, lungo Viale dei Pini, tanti gli approfondimenti, i protagonisti, per scoprire ancora meglio il nostro territorio e farlo nella splendida cornice di Rosolina Mare. Ci sarà quindi un
una linea diretta Rovigo-Rosolina, avete superato il problema che non c'è la Spolesana? Ma per noi non c'è nessun problema, ma ci muoviamo con i droni, in elicottero, pur di raggiungere le località che vanno raggiunte si fa qualsiasi cosa, quindi in un attimo da Rovigo si raggiunge Rosolina Mare.